Buonasera a tutti, BCTV, ite novella de oie, die 20 de Lampatar, dua missa e 20 chimbe, come nessuna dia particolare, e comunque andiamo adelante, sono questioni personali e andiamo a vedere invece le questioni collettive, come si presenta, Toia Saida, potete tu canto, noi sì, ecco si presentante voi, che lo limpio su che non è proprio biaitino, ma libero da enugue, insomma, e quindi la die si presenta bene, una die estivo, insomma, ecco qua, questa è un'altra. Vediamo di tornare su Saravallo. Sole preno fino a Sauna, poi cocculato e addirittura amo su 20% probabilità che chi ha salvato gli scappa e carichi gutio de abba 20%, però è che narrare chi mette improbabile, insomma. 32 gradi temperatura massima, 20 gradi temperatura minima e dimostrare sabato. Sabato amos 32 gradi che a oggi è temperatura massima, 21 gradi, 1 grado in plus di minima che lo libero fino alla sauna e poi e BS ti carichi in ughetta, ma non cucuzzata adesso tutto. Amos un toccamento e dolo, e pure da dare, se non è devono vesticheso, ma con gli atabizi e poi con noto pure in bici che ha travagliato e ti sostio de Subiato Domenico Carta che hanno aperto poi sappiamo via la marmeria poi si è incastannato a Olbia siamo già in danne di Berto Mureddu marito di Rosa Carta visto che è la zona di Subiato Domenico Carta con su quale Berto è stato sostio in San Marmeria de Vizi poi appunto di Castellata Olbia e in Olbia Bonnaro ha fatto fortuna, insomma, cioè basta un laboratorio del marmaro e granito enorme, metà mano e non è come bisogna sul fisso. Babbo di Antonello, Franco, Gino e Giovanni. Si interra storie a Salvatore in Sacreia del Santo Ignazio da Laconi, Olbia. Condolenze e pazienza a famiglia tutto da parte del Bizzi TV. Bertu este puru che ha fatto la spreta, la marmeria suave, con su sister del San Cammino de Bonaria, insomma, ecco, cosa preta schipone in terra oppure precata in carichi muriggio, la sa fatta sisse. Andiamo da innanzi, il rammento che abbiamo sul 23 sul circo, Tomo Rovland Circus, sul 23 di Lampada a Sa 7 de Ortevie in Piazza a Spruni. Bene, e dopo Zapanatucchi, Ursula ha été impegnata, intro, insomma, coinvolta in un evento molto importante, insomma, e ecco, no, che a Poapito carichi fotografia, a Poapito, e che no, che este in suo scultore, Ursula è stata naturalmente in maniera adeguata a essere insomma in un evento di questo tipo, Filming Italy, edizione in Sardegna, come naturalmente sul numero della edizione, ma è una cosa che ripete Don Zana e chi pone in mezzo insomma tanta gente del spettacolo e binasa della cultura e noi insomma ne siamo meta preziato lo posso fatto che Ursula che insomma in questo evento ha una funzione meta importante. Ecco, questo scultore ha proposto una scultura che è chiamata il robot primitivo, che in effetti è una riproposizione sculturale di una delle scaras di uno dei sol giganti del Montoprama. L'opera testa del robot primitivo nell'artista Marco Ondino, nome d'arte di Marco Marchese
Borrelli sarà al festival realizzata in marmo Daino Reale di Sardegna, grazie ad un software AI potrà dialogare con il pubblico, quindi cioè, lo pone pure a ragionare, a contare le storie e speriamo che conta appunto le storie della Sardegna, che questo è un prodotto nostro, cioè ha prodotto la cultura di questo popolo, che hanno questo popolo il libro è in grado di elaborare che modello culturale, sociale, economico suo, no? Ma viene artistico, ecco, questa è l'arte di una Sardegna libera, che come è unificata appunto a esempio della modernità, appunto dell'intelligenza artificiale. Ecco, questa ghizza che io che te, questa cara del suo gigante Monteprama pare che sia stata proprio creata da questa intelligenza artificiale, può esprimere la personalità, se vogliamo dare una personalità e una cara a intelligenza artificiale. Ecco, l'intuizione di questo artista è stata veramente di importo umano. Ha compreso che in questa cara abbaiata modernità, cosa che non l'hanno fatta manco se l'aspettaiano che sarebbe esistita, ma sicuramente chi ha fatto quest'opera l'ha fatta pensando a dare una cara che in una espressione in avanzamento, in innovazione, in modernità e in strutturazione e valorizzazione dell'intelligenza umana. Ecco, io penso che questo va pensato l'artista e questo va pensato l'artista che l'ha fatta vero la cara a questo gigante di Monteprama. Bene, in questo gioco Ursula ha fatto una relazione sua, io non ve la posso la relazione, ma dopo su documenti non bene citata da, ecco, insieme all'artista, eccetera, eccetera, saliranno, Ursula Ruiu con l'artista saliranno sul palco e racconteranno come è nato il progetto e la straordinaria collaborazione internazionale con la Fondazione Carlo Rambaldi, intitolata al premio Oscar italiano celebrato in tutto il mondo. Ecco, al carcate Ramazzine questo evento, ecco, questo è su palco tutti i protagonisti di questo evento poi importante. E noi che abbiamo un manifesto che annuncia la presenza di Ursula Ruiu, project manager di questo progetto con il patrocinio della Fondazione Carlo Lombardi. Bene, complimenti a Ursula, tutto meritato, ma poi travagliata grazie a questo impegno che esponenne in questa attività, in questa espressività che mostra. Complimenti, veramente. Andiamo da innanzi e noi firmiamo un pacchetto sopra la importanza del BCTV, multimedia, le esperienze social di Giovanni Maria Pilar a Rosei e Bustiano Composto Abiti, un ponte sul web per colmare le distanze. E questo è quello che abbiamo pensato. Abbiamo pensato appunto a questa nazione vizzichesa che narrata Giorgia Sproni, la unire questa nazione vizzichesa in una sfera ispirata sempre da un attimo vizzicheso, da Michelangelo Pirai sul villaggio elettronico. E quindi il BCTV non è stato che la sintesi delle due idee importanti delle due vizzichesi, la sintesi di appunto Mialino Pira il suo villaggio elettronico, che il suo concetto di una zona intesa come regola, come famiglia larga, pur non tutti su ma stessi loco, ma pacchi importanti, insomma. E abbiamo visto che appunto questa nazione vizzichesa esiste, ma non esiste solo questa che viziti come partite da questa nazione, da questa famiglia, ma tanto amantioso che hanno compreso il progetto e che si arreiano anche in BCTV.
inconveniente, bisogna servire una collaborazione. Chi non so, visto che ero di Argentina, che l'abbiamo già raionato, e quindi arrivavamo a toccare fino a Sol Sanassone, visto che sono in Argentina, che hanno essere protagonista già di un evento che ha essere trasmesso e fatto in vista TV. Andiamo da innanzi e facciamo su chi poi te eri, no? Poi tu partecipare a questo bell'evento che è stato promosso e fatto sul gruppo Achimos. Su quale purtroppo non mi hanno inviato manco una fotografia, quindi non vi posso manco narrare se è andata bene o se è andata male. Non, cioè, ma sicuramente sta andata bene, non va problema, l'evento mette importanza, caso tema trattato, iti de importo umano, cioè gli stereotipi che bisogna non rispettoso del suo genere femminile esas canzones italiane. Mi piace tu pure che già stata già esaminata esas canzones sardas, ma è una pretesa, un paccheggio che hanno da innanzi, abbiamo manco la consideriamo canzones, cosa già italiana, come eri in questa regione, tutti in piazza per difendere la Palestina e tutto siamo veramente in tanto, tutto canto io chiamo in coro la Palestina che è da difendere, ma in pacco si abbizzano chi in pratica la Sardegna è la Palestina dell'Italia, chi forse si ha pose speranze a sa Palestina de sopravvivere come te popolo che non su popolo sardo, tanto este chiesi, in tantos interventi che bisogna stato, sono interventi sardo e sumeo, dunque già. Amos un popolo che in una lingua già cancellata, che in una storia cancellata, in una terra che non abbiamo sposo in possesso, l'azione del Stato italiano si è rivelata pruso devastante del canto potrà essere l'azione in asa chissà arma. L'ultimo che resta vivo hanno viene attaccato chissà arma, comunque costituì popolo. Noi invece saremo sparinne a bella bella. Partenza dalla stazione in via La Marmora e poi diritti fino al cuore della città. I nuoresi sono scesi in piazza veramente in tanto ieri sera per partecipare alla manifestazione per difendere la libertà del popolo palestinese e chiedere lo stop al genocidio e all'occupazione dei suoi territori da parte dello Stato di Israele. Il corteo è stato organizzato da diversi gruppi, associazioni e sindacati. A Foras contro la occupazione militare, Sardegna de Sardegna, Amicizia Sardegna-Palestina, AMPI, Nuoro dell'Asta, eccetera, eccetera, tra lo scale e pure Sardegna, nazione e indipendenza. Va bene. Andiamo da innanzi. Legge fine vita, ok, in commissione, ma l'opposizione vota contro. È chiaro che non che diventa una questione ideologica, seppure stesso il diritto lo devono chiedere sofferente e finire la vita insomma, a sappare una macchina, però curare questo male dessa vita che lei sta appunto opprimendo. Solo 7 articoli basati sulle sentenze della consulta, no anche da Cosolino Orizzonte Comune. Per la Svilmez la Sardegna nel 2024 cresce ma con valori e volumi ancora ridotti. Buona parte del dato positivo, più 0,8%, è dovuto alle costruzioni e alle opere legate al PNR. Ed in area al turismo, quindi si possono dei accordi. Lotta al fuoco con i droni, chi lo pensa è un folle. Lunardo l'ex comandante forestale Montoni, un grande spreco di risorse, meglio le vedette e tanti uomini esperti davanti alle fiamme. Secondo questo esperto di questa cosa, insomma, i droni volano 15 minuti, poi devono cambiare batteria, coprono 20 ettari quanto va bene e noi abbiamo, vedete, che a occhio nudo controllano 100.000 ettari. Spiega
a Montoni. Per spegnere il fuoco servono gambe, non joystick. E quando il drone trova un punto caldo, che fai? Comunque devi andarci a piedi. Bonifica, zappa, rivoltare il terreno, creare discontinuità, sottrarre carburante alle fiamme, sudore, lavoro sporco, lavoro vero. Il punto è che il sistema antincendio sardo, per quanto bisastratto, zoppicante, funziona oltre ogni possibilità. Ogni giorno sono in campo 300 forestali effettivi, più 1100 tra vedette e squadre di Forestas, più i volontari. Sul Barassello molti di loro rinunciano a un giorno di mare per correre sul rogo, gratis, solo per coscienza. Hanno i loro limiti, ma sono indispensabili. E c'è chi vorrebbe sostituirli con un drone pagato il doppio per peggiorare il servizio. Il drone non può volare se ci sono elicotteri e aerei. Si tratta di mezzi incompatibili che si ostacolano a vicenda. Non può portare acqua e se la butta non è preciso, e se non c'è nessuno a terra a fare il lavoro sporco, che serve a abbassare le fiamme se poi si rialzano? Quindi osservazione, scusa, chi deve tenere conto di chi è pensata che come che sono drone in pro da salbomba si portano via a istruttare los incendi, sul fuoco. Allevamenti, aiuti più robusti, sostegno per l'acquisto di capi suini e ovini di razza sarda sale al 60%. Quindi, insomma, un bello. Due delibere della giunta regionale cambiano dopo 3 anni il regime degli aiuti agli allevamenti, con una semplificazione delle procedure e un significativo irrobustimento dei sostegni delle aziende zootecniche che puntano al miglioramento genetico dei capi. Le due misure, sottolinea una nota dell'amministrazione regionale, mirano in particolare a incentivare l'allevamento di capi suini e ovini di razza sarda in modo da valorizzare le specificità del bestiame locale. Perfetto, cavallette, prevenire è meglio che curare. Convocato un vertice. Speriamo sul risultato del San Nicolato. Commercio, primo vertice sul nuovo testo unico. L'assessore Cucureddu incontra associazioni del settore e sindacati. Avviare un percorso condiviso verso una riforma che rilanci il commercio, settore in crisi a differenza di artigianato e turismo, che sono in crescita. È l'intento manifestato dall'assessore Franco Cucureddu nella prima riunione con tutti i portatori di interesse specifico, dai sindacati, dei dipendenti, alle associazioni di categoria, commercio e confesercenti, le sigle dell'ambulantato, ANA e poi Federdistribuzione, Lega Coop, eccetera, eccetera. Tutto l'interessato può cominciare a ragionare a un testo unico del suo commercio. Esempio, bello lavoro Cucureddu. Allevamenti, eccetera, eccetera, però questo l'abbiamo già visto, scusate. Andiamo all'attacco americano all'Iran. Trump decide entro 48 ore. Trump cambia, come abbiamo nato, idea dal momento. L'escalation continua. Missile sull'ospedale di Be'er Sheva. In effetti pare che Trump ha già deciso 14 giorni di passamento, ma in 14 giorni si può passare 14 o 20 giorni, vai circa e tornata a boccare a campo, ma pare che gli aspettare che ha visto già demoscopia sul gradimento della decisione di entrare in guerra o no da parte dell'elettorato suo, e ha visto che la popolarità sua è in calo totale. La pietra tombale sull'ipotesi di terzo mandato, il no imposto da Forza Italia è categorico. Cioè no che batte una guerra oramai tra Forza Italia e
Lega, e Lega chiede sistemare a Zaia, poi lo eliminare in modo tale che non haga concorrenza a Salvini, ma a Forza Italia accanto parete, lì che fa che spaccare un preio posarto, e cioè ti approvo il terzo mandato, si mi approva la legge su del ius scoli, cioè il diritto di residenza in Italia a tutto lo schiava, a tutte le scuole, dei numeri che siano. Questo Salvini non rientra sul razzismo suo e quindi non chiede mollare, ma poi a sai, data conviene a mollare, che se no Zaia, ya che si scarpa e che li tira la segreteria. Nessuno scontro vertice, in occasione Conte fa appello ai leader dell'Europa contro il riarmo, cioè Conte è l'unico primo ministro che ha aumentato la spesa da può armare, cioè può armare, e come no che siccome è scorrendo un attirucaggio, scorrendo sul disarmo, si pone ti sa capo del suo schicchiere sul disarmo. Come intesiate a credere a un uomo di questo tipo? Io non lo comprendo. Insorgono i riformisti del PD, che pare che se lei no, come intesiati sa che riappone rifata su populista. Non perde il voto populista sul PD, ma accanto pare che sul riformista sul PD non sono d'accordo. Nessuno controvertice né un summit antinato, anche se così è stato ribattezzato da qualcuno, nonostante le rassicurazioni che arrivano dal campo largo, l'appello lanciato a Giuseppe Conte, ai leader delle forze democratiche e progressiste europee per un momento di confronto pubblico da tenersi proprio all'Aia il 24 giugno, giorno del vertice contro le politiche di riarmo e l'aumento della spesa. Scusate perché voglio questa cosa, ecco qua, contro la spesa per il riarmo. Quindi per essere un pacco quanto è credibile una persona del suo genere. Andiamo da innanzi, ominedoso. Incontrerò Zelensky, ma non ora, questo è pure pretende Barroso, sta che ne so, il giochetto suolo, sì, l'imbenzo, ma poi non è così il vero presidente, a Saine però è tutta aspettativa, cioè in Umbe praticamente mi deve consegnare parte di Ucraina, Putin rilancia sull'Ucraina e le truppe russe avanzano di 1 metro, potremmo narrare, cioè praticamente un esercito enorme, armata ruia, non resistiti a sconfiggere insomma una Ucraina che ha manco 1/10 della popolazione. Evitare sempre l'uso delle armi, l'appello del Papa, anche se dovere suo, sul Papa ovviamente, e quindi appello per evitare l'uso delle armi. Poi il ministro degli esteri Tajani, ancora morti a Gaza, Tel Aviv, i riflettori dei media si sono spostati da Gaza all'Iran, ma la guerra nella striscia non si è fermata. La protezione civile locale, organismo di Hamas, ha segnalato almeno 72 morti dall'alba di ieri. 21 di loro stavano aspettando gli aiuti davanti a dei centri di distribuzione. Cioè gli schimos che avesse intento di Israele è scusso di cancellare o ponere in terrore un popolo e lo costringere a si incannare per sa terra. Cioè a Israele riservi sa terra. È nascito Israele in una terra aurata, cioè sul 1948, quando Ben Gurion ha dichiarato la nascita su Stato israeliano, l'ha dichiarato su delle terre che prima inoccupata dalle altre popoli e che sono stato scazzato dopo biacere sul territorio del Stato israeliano. Bene, come questo Stato si chiede allargare, gli serviti di striscia del Gaza, gli serviti che poi a voi a Minas al mare, è una striscia molto importante, confine anche con l'Egitto, servita a Israele e quindi si tratta anche di cazzare
sul popolo palestinese però annettere questo territorio a Israele e gli schemi che si deve fare che hanno bisogno di annettere un territorio. Sapete cosa che ha fatto la Russia in Cecenia, dove hanno visto Stalin, ha deportato il popolo ceceno che l'ha deportato in Siberia e poi Putin non ha fatto diversamente, sempre possa Cecenia. Beh, la stessa cosa che fa che Israele che disperdere o comunque costringere il popolo palestinese a lasciare a terra, così la piccare e così la inglobare il Stato di Israele. Questo è il suo discorso fatto in poche parole, questo è l'imperialismo funziona dei gai, che hanno uno che era a terra adesso altro, l'hanno a tipo Mussolini che doveva costruire l'impero, che ha mandato senza morire in altre terra, però lì fuori la terra era da che entrare il impero italiano, magari per fortuna non è stannata, purtroppo tente nostra ballassato, sapende ballassato po' nuda che impero meno male non binda tapite, questa terra sono di chi è vista e non dell'imperialismo italiano. Bene, tancamolo là. Scusate se io ho un pacca dato di argomento, so chi sono, però sono di oggi, insomma, storia della guerra, sono pure voi, sono guerra imperialista, poi impero, poi si mandicare a terra da chi sono usate, su Kashmir e succedendo la stessa cosa, su Donbass, si lo che lì della Russia e l'Ucraina, sono tutte terre che sono del popolo e però bata altro stato samito che si che la schiera mandicare, ma abbiamo non ne rendiamo manco conto. Non spare che saremo nascito sempre gai, cioè come noi siamo, no, che italiano, ma siamo stato di spagnolo, basta che si legge un po' che a grazia delle da poi scrivere appunto chi siamo e riflettere e pensare a questa cosa. Va bene, terminiamo di noi, questa sigla di tancatura, scusate la videata, la poniamo in posizione giusta. A mentre vedere buona tutto da Visti TV, adiosu e menzo sacrato.